E siamo alla politica con le tensioni interne al PDL, allora vediamo quali potrebbero essere le ripercussioni in Veneto, il punto nel servizio. In Consiglio regionale, nel gruppo del PDL, i toni per ora restano bassi, ma c'è chi non nasconde che vi potranno essere conseguenze per le tensioni interne al partito. Certamente anche qui si scontrano due visioni, una più laica e un'altra più legata, diciamo, a voglia di centrismi, ma che spesso sono inciuci. All'incontro organizzato da Galan sui Colle Euganei per la rinascita di Forza Italia, Leo Padrin, con quel suo look con barba orientale, era uno dei pochi consiglieri regionali presenti, ancor meno i parlamentari veneti del PDL. Quello che ci preoccupa è come può stare in piedi un'alleanza politica che metta pesantemente in discussione il nostro leader. Tutti uniti con Berlusconi, ma con quale partito? Frattura inevitabile? I dirigenti veneti del PDL si muovono felpati in questa situazione, attendendo quel che succederà a livello nazionale. Più si avvicinano le date, le scadenze elettorali, le europee, le comunali e frondando in mezzo le regionali, è evidente che queste divisioni si accentueranno. Ai coordinatori regionali del PDL mandarli via a cambiare tutto? Ma a volte non ci siamo accorti che ci fossero.